Federico Blandino che prova ad accentrarsi, aggira il tentativo del primo pressing, scarica da Nolano che fa partire la conclusione, la blocca in due tempi Luca De Prai. E perde però un brutto pallone, allora Blandino si avventa verso l'area di rigore, Blandino messo a terra, l'arbitro ancora non fischia. Risponda, ma questa volta serve un avversario, più precisamente Empoli. Poi arriva la conclusione da parte di Blandino, si distende De Prai, ma il pallone è fuori. C'è ancora tempo allora per un'occasione del Cotton Club, il pallone viene scodellato, Empoli! Entrato dalla panchina e mette lui il sigillo. Alla fine del primo tempo il Cotton Club passa in vantaggio, è 1-0 la firma di Empoli. Un giocatore del Cotton, Blandino scodella bene per Cenicola che butta in area di rigore e lì vicinissimo non riesce Giordano ad arrivare al 3-0, ci prova, poi si accentra, buono per Blandino, Blandino prova ad arrivare in zona tiro e piazza il tiro! Blandino per il 3-0 del Cotton Club, mette la firma anche Federico Blandino e realizza il 7° gol in campionato. Nolano per Blandino, Blandino ancora, si accende la partita in questa fase finale, ancora Blandino, gran giocata e tiro di poco fuori.